Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video e lo so che non ti saresti mai immaginato che la mossa più bella che sia stata mai giocata nella storia degli scacchi è stata giocata in un finale, per di più in un finale di questo tipo dove sembra non esserci nulla di interessante. Andiamo ad analizzare insieme la posizione per cercare di capire quali sono gli elementi che la costituiscono. Innanzitutto il nero è chiaramente in vantaggio, è in vantaggio di due pedoni e tra l'altro sono due pedoni passati. Ricordiamo la definizione di pedone passato, è un pedone che non incontra ostacoli né nella propria colonna né in quelle adiacenti, quindi non ci sono pedoni che possono catturarlo, eccetera, eccetera. Idem anche per questo. Un pedone passato a livello proprio matematico rispetto a un pedone che invece a un certo punto trova degli ostacoli, ha più valore il pedone passato rispetto per esempio a questo pedone in G6 adesso del nero. Quindi il vantaggio del nero è considerevole. Tuttavia c'è un elemento da considerare, il fatto che entrambi i giocatori hanno l'alfiere ma di colore contrario. Cosa vuol dire di colore contrario? Uno che si muove solo su case bianche e un altro invece che si muove solo su case nere. Quindi si chiamano proprio alfieri contrari ed è sempre difficile riuscire a chiudere, a vincere una partita pur avendo due pedoni di vantaggio. Tant'è che questa posizione il computer la valuta come meno 2 per il nero, quindi il nero è in vantaggio ma non è un vantaggio stratosferico. Eppure avendo due pedoni passati in un finale la bilancia dovrebbe essere almeno tipo meno 17, meno 18. Quindi la partita è ancora equilibrata e tutta da giocare. È il turno del bianco che gioca alfiere di 2 con lo scopo di minacciare questo pedone e andare eventualmente a giocare C1 per impedire ulteriori avanzate di questo pedone. A4 e qui il bianco anziché giocare alfiere C1 gioca alfiere C3. Alfiere C3 ha comunque lo scopo di controllare la casa di promozione con l'alfiere e allo stesso tempo di attaccare questo pedone, quindi è un'ottima mossa. La sfortuna del nero è quello che è appunto un alfiere che non controlla la casa di promozione di questo pedone, motivo per cui per il nero il pedone più importante sarà questo qui, poiché questo pedone va a promozione su casa bianca e il nero dispone proprio dell'alfiere campo chiaro. È il turno del nero che gioca re F7, H4 il bianco cerca di impossessarsi delle case scure, re E6 e re G1. Ora guarda un attimo attentamente la posizione. Questo re purtroppo è un po' sfortunato perché non sa come entrare, perché non può andare qui perché queste case sono controllate dall'alfiere. Non può andare qui perché c'è il suo pezzo, quindi bisognerebbe prima spostare l'alfiere da qualche parte, poi eventualmente entrare col re, però si farebbe molto lungo il giro e sicuramente arriva prima il re bianco, quindi il nero si deve inventare qualcosa per riuscire ad andare in vantaggio. Ed è proprio qui che abbiamo la mossa più bella di tutta la storia degli scacchi. Quindi tocca al nero, ti lascio un po' di minuti a disposizione per pensare. Quindi troverai il silenzio d'ora in poi nel video, manda semmai un po' avanti se vuoi andare a trovare subito la soluzione e tocca a te, quindi muove il nero, pensa qual è la mossa che farà vincere il nero, è la mossa più bella che sia mai stata giocata.
Bene, andiamo a vedere insieme qual è la soluzione. Chiaramente ci voleva anche molto più tempo per trovare una mossa di questo tipo, ma te la faccio vedere subito. È il turno del nero, abbiamo detto, che sposta l'alfiere e lo sposta in H3. Mossa incredibile. È una mossa che neanche il computer era in grado di dare, ma nel momento in cui viene fatta dà un grande vantaggio al nero. L'idea qual è? È quella di andare a sacrificare l'unico proprio pezzo per creare dei pedoni doppiati. Tu sai che i pedoni doppiati sono una debolezza, poi dipende sempre dai casi specifici, però in questo caso sono una vera debolezza perché ha permesso di creare un altro pedone passato e in più un pedone uno dopo l'altro non sono molto efficaci e in realtà è come averne uno solo. Quindi questa è stata una mossa molto molto astuta di Shirov. Le possibilità, se il bianco non voleva catturare questo alfiere, c'erano re F2, c'era il G3, a questo punto il nero si avvicinava col suo re, ci si avvicinava e il bianco in poco tempo si ritrovava in una sorta di zugzwang di 4 e qui alfiere A1. Ora l'alfiere deve rimanere qui per impedire la promozione e adesso il nero può giocare anche con la spinta degli altri pedoni, con questa spinta, scacco, insomma ha tanto da giocare. Ma torniamo alla nostra posizione, dopo alfiere H3 il bianco cattura. Come è proseguita la partita? Re in F5, re in F2, re in E4, il re si è spostato da qui lasciando scoperto questo alfiere, il bianco, questo pedone, il bianco cattura il pedone, ma ora c'è D4, D4 impedisce all'alfiere di controllare la casa di promozione, quindi questo pedone ora è libero di spingere. Alfiere E7 controllando l'avanzata del pedone, ma con re D3, ottima mossa, alfiere C5, re C4 minacciando l'alfiere, alfiere E7, re B3, ora il re è in grado di sostenere la spinta di questo pedone. Per esempio qui il bianco abbandonò, ma la partita poteva continuare con re E2, re C2 per non fare entrare il re, alfiere D6, D3, non so, alfiere 3 e qui si va a promozione. Oppure se si voleva impedire, se qui si voleva impedire, non so, qua si giocava alfiere, per impedire entrate di questo tipo c'era comunque D3 scacco, il re era costretto a allontanarsi, ma mantiene questa casa, ma ora questo alfiere purtroppo, scusate, è sovraccarico perché con A3 non può tenere contemporaneamente tutti i due punti, quindi cattura 3, ma ora si è liberata la via di fuga, quindi D2 e qualsiasi mossa e si va a promozione. Quindi io penso che veramente pochissimi giocatori nei panni del nero sarebbero stati in grado di vedere questa fortissima mossa. Ti è piaciuta? Se sì, lascia un commento qui sotto e dimmi soprattutto se l'avevi vista. Noi ci vediamo quindi nel prossimo video e alla prossima, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!